buonasera a tutti gli scordiensi a Scordia e nel mondo. Abbiamo fatto questa pagina per collegare gli scordiensi nel mondo, quindi fargli vedere tutto quello che accade, le nostre tradizioni, le nostre feste. Volevamo fare una diretta questa sera, ma non è stato possibile a causa di una scarsa connessione internet. Volevamo metterci in collegamento con Alessio Rosa, ma abbiamo deciso di fare un video montato. Alessio Rosa ovviamente credo che in molti lo conoscono, è un ragazzo che ha vissuto per tantissimo tempo a Scordia e all'età all'incirca di 30 anni ha deciso di emigrare, di inseguire il sogno americano. Oggi Alessio vive nello stato di New York, ovvero a Brooklyn. Vediamo che cosa ha da raccontarci. Un cavallo in battaglia! Appena un cantatore ammazzava la legnata! Che bella cosa, una giornata sole, l'aria serena, dopo una tempesta, e l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, una giornata sole, mannato sole, più bello è me, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole mio. One more! Ancora! Anche! Salve a tutti scordiensi nel mondo e questa splendida iniziativa creata da Alessandro Rizzo. Allora eccoci qua, come promesso da Alessandro racconterò il mio viaggio a New York, la mia storia. Ok, partiamo da 4 anni e mezzo fa. 4 anni e mezzo fa decisi di partire per New York, per vacanza, ma con l'idea di rimanere a New York, quindi stabilirmi a New York. Appena arrivati c'è subito l'emozione della grande mela, del visitare New York. Nel frattempo cercavo anche lavoro, perché ero partito per un mese, quindi entro un mese comunque dovevo decidere se rimanere a New York o tornare a Scordia. Per fortuna ho trovato lavoro e sono rimasto a New York. All'inizio quando parti ti danno il visto turistico per 3 mesi. Il problema dell'America è un po' questo, trovare i documenti per rimanere a New York legale, quindi avere tutti i diritti, l'assicurazione medica, le carte per lavorare e comunque per viaggiare. Questo era il grande dilemma di New York, se rimanere o no. Ma per fortuna ho trovato la mia dolce metà, la mia ragazza conosciuta qua è diventata pure mia moglie. E con tutto questo, diciamo, è stato molto più facile rimanere qui. In questo momento lavoro in un ristorante italiano, ci sono stati molti sacrifici all'inizio a imparare la lingua, l'impatto con la lingua, con l'inglese. Non conoscevo neanche una parola di inglese a livello scolastico, like this. Ma trovando la ragazza che parla solo inglese, è stata la miglior scuola quella, anche se andavamo a scuola di lezioni di inglese. Comunque, per tutti gli scordiensi nel mondo, questa è la mia storia a New York. Sono qui da 4 anni e mezzo, è molto bello vivere qui. È una metropoli, quindi qualsiasi cosa pensi di fare o
che vuoi fare, cioè, che hai voglia, qui la trovi sicuramente. I posti turistici, quelli sono il ponte di Brooklyn, la Statua della Libertà, Central Park, e tutti i vari musei, ma c'è anche dell'altro, come le mie passioni, come andare in montagna a sciare, che mi porto dalla mia amata Scordia, gli amici che saluto, che andavamo sull'Etna, e qui andiamo per andare a sciare. Ci sono molte più montagne in upstate New York, fuori da New York, con grandi parchi. E niente, che dire, mi sono state rivolte delle domande da Alessandro, dove diceva cosa mi manca dalla Sicilia, dal mio paese. Beh, come primo posto la famiglia. Quando tu vai così, parti e stai lontano, che non siamo in Europa, siamo negli States, quindi siamo molto più lontani. La prima cosa è la famiglia che ti manca, poi gli amici e le tradizioni, le feste che ci sono a Scordia, come la festa di San Giuseppe che c'è stata finora, ma anche il Natale è bello con le novene, e il nostro patrono San Rocco. Il tuo cuore comunque rimane in Sicilia con la tua famiglia e tutto il resto. Però qui, vivendo qui, economicamente si sta bene, un'altra passione che amo molto è il viaggiare. Ogni 3 mesi quasi decide di andare al Sud America o visitare l'America stessa, le Bahamas, e quindi si viaggia molto, economicamente si sta bene e si viaggia con quello che si riesce a ricimolare. Si viaggia anche spesso, quello che non si faceva in Italia. Sto cercando di ricordarmi un po' le domande di Alessandro. Scusate, non sono abituato così a parlare davanti a un video. Comunque, se ci sono curiosità, se ci sono domande che volete farmi, vi risponderò tranquillamente. Aiutare i siciliani, i nostri compaesani, se vogliono intraprendere il sogno americano, per questo non c'è problema, posso rispondervi tranquillamente. E niente, saluto a tutti, la pagina del Scordiensi nel mondo. Spero che ci saranno questi collegamenti di altri paesi, di altri stati, dove racconterete la vostra. Credo di avervi detto tutto. Se c'è qualcos'altro, ben venga. Mi ricordo che Alessandro mi diceva se ti mancano il mangiare, se metti a confronto quello di New York con quello del nostro paese. Beh, noi abbiamo una cucina mediterranea, la gastronomia siciliana è quello che mi manca più di tutti in Sicilia. Le nostre granite siciliane qui non esistono. Che altro? C'è cucina cinese, giapponese, messicana, qui trovi la cucina spagnola, trovi le varie varietà di cucine, e anche quelle italiane. Io mi mantengo più sul mangiare italiano, che non è proprio come il nostro, un po' mischiano tutto, pasta, carne in un solo piatto, ma a questo, se vi troverete a fare il viaggio a New York, splendida metropoli, sicuramente vi accorgerete di quello che si vive, la differenza che c'è tra l'Italia e New York. Ecco, un saluto a tutti quanti, un grosso bacio al Scordiensi nel mondo, e ci vediamo presto. Per qualsiasi domanda, chiarimento, io sono sempre qua a rispondervi. Ciao. La canzone volare, ok? Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito